Impegnativa partita casalinga domani per Castrum Favara che allo stadio Brucoleri ospita i calabresi del Sambiase. La squadra tra le rivelazioni di questo interessante campionato nazionale di Serie D Girone I. Nella partita di andata Castrum Favara ha ben figurato in terra calabra, andando prima in vantaggio e poi chiudendo la partita sull'1-1. Quindi domani si aspetta sicuramente una gara importante e proprio per questo la società giallo-blu ha ancora una volta abbassato i prezzi. Ovvero in gradinata si potrà entrare sia in prevendita sia al botteghino al modico prezzo di 5 euro. Questo perché la squadra ha bisogno del sostegno dei suoi tifosi. Più persone sono allo stadio, naturalmente più carica riceveranno i giocatori. Questa mattina l'allenamento conclusivo di mister Infantino per testare tutti i giocatori che ha a disposizione e mettere in campo la migliore squadra. Una squadra che viene sicuramente con un ottimo morale, vista l'eccezionale prestazione che c'è stata domenica scorsa a Caltanissetta, una squadra bisognosa di punti che vuole subito raggiungere la quota salvezza e questo appunto è quanto prefissato dalla società. Ma sentiamo mister Infantino in sala stampa. Sambiase sta disputando un grandissimo campionato, se la sta ancora giocando per le prime posizioni, una società che io stimo tanto, il direttore, l'allenatore è un mio amico, gli faccio i complimenti per il lavoro straordinario che sta facendo, però noi domani abbiamo un impegno importante, noi dobbiamo fare punti per cercare di raggiungere la salvezza il prima possibile. Sappiamo che è un avversario difficile, con giocatori importanti, però come dico sempre noi guardiamo in casa nostra e se siamo concentrati, se siamo agonisticamente pronti, credo che l'avversario è meno forte. All'andata alla Mezzia Terme c'è stata forse una delle migliori prestazioni del Favara fuori casa, un primo tempo sontuoso, gol in vantaggio della Piana, raddoppio sfiorato per tante volte, poi il pareggio del Sambiase e da quel giorno in poi il Sambiase ha preso il volo. Domani invece che partita sarà rispetto all'andata? Ma la solita partita, credo che ormai loro hanno una identità ben precisa con giocatori offensivi importanti, però sarà una partita bella da vedere, sicuramente combattuta, due squadre che gli piace attaccare, credo che ci sarà veramente da vedere perché tutte e due le squadre cercheranno di vincere la partita. Unico indisponibile Yairo Mudasiru, fermato al giudice sportivo per una giornata. Sì, però grazie a Dio abbiamo tantissimi giocatori, sono tutti disponibili, abbiamo ampia scelta e faremo, spero di fare le scelte più giuste per questa partita. La società per domani ha fatto un prezzo promozionale per la gradinata a 5 euro non solo in prevendita ma anche al botteghino, quindi invitiamo ancora una volta il pubblico a seguire questa squadra perché la salvezza passa dal Brucoleri. Sicuramente sì e ringraziamo la società per questa grande disponibilità verso la città. Adesso deve rispondere la nostra gente perché abbiamo veramente bisogno del loro sostegno, del loro incitamento perché credo che tutti assieme possiamo raggiungere questo obiettivo che è importante per tutta Favara.